Stanaka c'è una maraviglia, con l'occhi sperti e marioli Italia, come cancia vita mia, questa ricchezza di Dio, si ogni giorno è segno d'amore, i giugno e dino, figli mia. È segno d'amore, i giugno e dino, figli mia. Dormi angiolito di lui, Signore, fora fa fitto e c'è tanto dolore. Buonasera amici di Epoca Nostra, questo è un altro appuntamento degli eventi del nostro web channel. Il vostro Alessandro Pampinella questa sera vi conduce in quel di Custonaci, in questa bellissima città famosa per i suoi marmi pregiati, in occasione del primo memorial dedicato all'artista a 360 gradi, poeta, scrittore, fotografo Vito Ruggiero, che è venuto a mancare appunto qualche tempo fa, che ha lasciato veramente un'impronta indelebile nel quello che è il panorama artistico trapanese e non solo. Quindi questa sera sarà una serata ricca di momenti di cultura. 2 giorni fa c'è stata un recital dedicato a tutti i poeti, 10 poeti in lingua italiana, 10 poeti in dialetto siciliano, che hanno presentato i loro lavori, che questa sera poi saranno premiati, con uno per quanto riguarda la sezione italiano e uno per quanto riguarda la sezione dialetto. Quindi ci aspettano tante belle emozioni, quindi sempre qui su Epoca Nostra Channel. In questa occasione particolare dedicata allo scomparso maestro Ruggiero abbiamo ospite qui con noi il direttore di Epoca Nostra, il giornalista professor Ingardia, che abbiamo ospite per una breve battuta e un ricordo sul maestro appunto Ruggiero, a cui è dedicata questa splendida manifestazione. Tra l'altro il professor Ingardia è uno degli organizzatori, è uno di quelli che ha fatto sì che ha dato vita a questa manifestazione molto bella in quel di Custonaci questa sera. Quindi professore, ci racconti un po', ci dica qualcosa del compianto maestro. Sì, il compianto maestro è sicuramente un maestro di vita, un pittore, poeta e naturalista che ha lasciato i suoi segni personali in tutto il territorio dell'Agriticino, ma soprattutto a Custonaci e a Cornina, di cui lui era pazzamente innamorato. L'anno scorso è scomparso a 14 giorni dal compiere 100 anni per l'Immacolata dello scorso anno, quasi a sottolineare la sua religiosità, perché lui era molto attaccato alla Madonna di Custonaci. E poi per il 29 si sono presentati 2 libri, ma lui già aveva presentato un altro libro ancora su di lui, e soprattutto quello che bisogna dire del maestro Ruggiero, che parlavo di maestro di vita, sì, perché lui praticamente è una persona che in punta di piede, con molta delicatezza, con molta saggezza, religiosità, nobiltà d'animo, tutti gli aggettivi che vogliamo dire, ha aperto la strada, e la motivazione di questo memorial è proprio questa, di sperare che le nuove generazioni trovano in lui una persona da emulare, una che ho definito un'icona di religiosità, di moralità e di vita. Un'icona che appunto speriamo che sia presa a esempio dai posteri, dalle generazioni future, e quindi ringraziamo il professor Ingardia, che potete leggere ogni mese su Epoca Nostra, il nostro giornale che trovate nelle edicole ogni 2 mesi, nelle edicole della provincia trapanese, diretto dal professor Ingardia e fondato da Nino Barone. E un'altra battuta più avanti con altri ospiti, grazie. Vivremo stasera la serata conclusiva del Memorial Vito Ruggiero, promosso e presieduto dal figlio Antonio con il patrocinio dell'associazione socioculturale Maria Santissima di Custonaci, Civitas Marie. Questo memorial ha uno scopo ben preciso, quello di promuovere, valorizzare e diffondere la cultura del nostro territorio. Questi erano veramente i valori attorno a cui ruotava tutta la vita del nostro maestro, valori
insostituibili, valori che circolano in tutte le sue opere, sia esse poetiche sia esse pittoriche, perché il maestro si dilettava nelle manifestazioni più belle dell'arte. E siamo qui in una cornice veramente stupenda, siamo davanti al nostro santuario. Dentro questo santuario c'è l'effigie della Madonna, di Maria Santissima di Custonaci, la nostra Madonna, attorno alla quale sono cresciute generazioni di uomini e siamo vissuti all'ombra del suo manto. E all'ombra del suo manto è vissuto il nostro maestro Ruggiero. Lui veniva qui per incontrare, mi diceva quando ebbi l'opportunità di parlare con lui, veniva qui per incontrare la mamma Celeste. Me lo ricordo anche prossimo alla sua fine davanti a questo quadro e mi fece una tenerezza veramente indicibile. Si mise davanti a questo quadro e gli spuntarono le lacrime agli occhi. E chi lo vide, chi ebbe la fortuna di vederlo, non poté non notare come questo vecchietto prossimo ai 100 anni si commuoveva come un bambino. Egli era innamorato di questo posto, la cultura innanzitutto, la promuoveva, la faceva perché era maestro, la difendeva e il suo obiettivo era quello di diffonderlo. E il figlio Antonio ha percepito benissimo questo messaggio. Lo ha fatto proprio e ha dato vita a questo memorial in onore del padre, Vito Ruggiero. Pregherei un applauso per il maestro. E soprattutto durante questa serata si procederà alla premiazione di quanti dietro bando di concorso hanno partecipato per un'estemporanea di pittura, per un concorso fotografico e una rassegna di poesia premio poeta Elimo Vate. È una serata quindi interessante da vivere, non ve ne andate, poi alla fine la famiglia Ruggiero avrà il piacere di offrirci un cocktail sotto le stelle. E in una serata così articolata, così bella, così sontuosa, io non posso rimanere da sola. Ecco che allora mi accompagna una deliziosa creatura figlia di questo territorio. Prego, Gianfranca Bulgarella. Grazie, un applauso. Grazie. Buonasera a tutti. Noi ci vediamo ed è la prima volta, si diceva, che stiamo lavorando insieme, che sia foriero di altre volte, altri momenti, squisitamente possiamo dire culturali, no? Culturali. Io sono stata felicissima di essere l'altra sera, lunedì sera, chiamata per la rassegna di poesia, che mi è sembrata una serata veramente bellissima, e questa sera sono ancora più contenta perché oltre alla poesia toccheremo anche altre sfaccettature dell'arte, come la pittura, come la fotografia, proprio perché l'arte è bella in tutte le sue vesti, sia essa sotto la veste della poesia, l'arte è bella sotto la veste della pittura, della fotografia, che anche la fotografia è un'arte, e perché no, tutto quello che l'uomo riesce a nobilitare e a nobilitare l'uomo, questa è veramente arte. Comunque adesso, Gianfranca, io mi occuperò degli intermezzi musicali, quindi adesso vado, ritornerò fra poco. A fra poco. Grazie. Saluto la giuria, che avrò modo poi, quando finalmente scenderò da qui, perché mi sento un pochino così in trono, di avvicinarmi alla giuria. Intanto ringrazio la giuria per il certosino lavoro espletato durante appunto le serate precedenti a questa serata di chiusura. So che avete avuto veramente un bel da fare, perché i poeti che si sono cimentati, i fotografi che sono venuti e i pittori che hanno dato spazio al loro estro, ecco, hanno prodotto
opere che vi hanno tenuti impegnati, e la scelta sicuramente non è stata facile, ma voi ce l'avete fatta. Quindi a questo punto io direi di passare subito con una proiezione di un video che ci fa vedere il nostro maestro, che in fondo è il protagonista di questo memorial, non ce lo dobbiamo dimenticare. Il memorial è proprio Vito Ruggirello, poeta vate di questo nostro territorio. Gli ospiti, tra l'altro anche uno dei partecipanti al concorso di poesia di questa sera qui a Custonaci, è il nostro amico Antonello Frattagli, che fa parte dell'associazione Gli Amici della Casa del Poeta di Valderice, che nell'ambito appunto di questa associazione organizza tanti momenti di aggregazione per i poeti e non, legati a momenti di poesia, di cultura e anche ludici, perché è famoso il ritrovo per il burraco. Antonello Frattagli tra l'altro è uno dei fortunati che ha avuto il piacere di conoscere Vito Ruggirello, quindi a lui chiediamo un ricordo del maestro prematuramente scomparso. Sì, buonasera. Il maestro Ruggirello è stato per me un esempio. Quando io ho cominciato a scrivere, il maestro Ruggirello proprio mi è stato di esempio. Noi facevamo delle serate, delle cene conviviali con recita di poesia, e lui era sempre il primo, sempre pronto. Me lo ricordo fino a un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, che veniva, leggeva senza occhiali, ci sorprendeva tutti e non si fermava mai. Diciamo che è una cosa che mi è molto dispiaciuta, che non abbia potuto realizzare il suo sogno, che era il nostro sogno, quello che avesse potuto compiere i 100 anni, solo per pochi giorni, e siamo rimasti tutti con un amaro dentro di noi. Una cosa molto triste, ma che sicuramente passa in secondo piano rispetto a questa grande festa di questa sera e rispetto al grande solco che ha lasciato nella cultura provinciale, e non solo il maestro. Gli Amici della Casa del Poeta, l'associazione, potete trovarla anche su Facebook e seguire tutte le attività di questa bella e nuova realtà, che speriamo che si ingrandisca sempre di più e faccia sempre più proseliti. Ringraziamo nuovamente Antonello Frattagli e continuiamo con la manifestazione. Grazie. Allora inviterei il figlio Antonio Ruggirello a venirci a dare un fugace ma pregno di significato momento di riflessione su questo padre che ti ha lasciato una eredità sicuramente importante, sicuramente da onorare, come tu stai facendo. Sì, allora intanto per prima cosa un doveroso saluto, vi ringrazio per essere così presenti in questa serata. Capite che per me è un momento anche particolare, emozionante, perché insomma rivedere queste immagini sicuramente per me è molto toccante, e ringrazio in particolar modo le autorità locali, le autorità provinciali presenti questa sera. Ringrazio in particolar modo coloro che hanno collaborato a questa iniziativa, in particolar modo l'associazione socioculturale Maria Santissima di Custonaci Civitas Marie, che ha dato l'opportunità, come da anni e da sempre, che ha inserito iniziative di papà in questa grande cornice della festa della Madonna di Custonaci. Un ringraziamento va soprattutto a coloro che hanno collaborato a titolo proprio passionale, cioè spassionato, e in maniera, come si può dire, al di là di quello che è l'aspetto venale. E di queste persone devo ringraziare parecchie, però dico, perderei troppo tempo, e quindi un grazie a tutti, e quindi questo grazie credo che sia esteso senza il vero nome a tutti coloro che bene o male mi hanno dato una mano per portare avanti questa iniziativa, che vi credo è anche difficile sotto il profilo tecnico organizzativo, insomma, comprendete. Un grazie va soprattutto a coloro che in questi giorni si sono cimentati in quelle iniziative e soprattutto alla partecipazione di quei concorsi che abbiamo inserito nell'ambito di questo memorial, che non erano altro che le passioni di quella cultura, di quell'arte che chiaramente ha distinto mio padre in questa terra. Io credo che non vi sia luogo migliore che Custonaci, che ha dato i Natali a papà nel lontano 1911, e sicuramente anche questa basilica, questi luoghi, che sono stati luoghi dove papà ha preferito presentare ai suoi amati custonacesi tutte le sue opere e tutte le sue liriche. E quindi la sua attività di maestro Ruggirello, nonché mio padre, ovviamente lo ha distinto come maestro non solo da
educatore, ma anche da maestro di vita, da persona che aveva quei valori sociali, morali e culturali che forse oggi si sono anche persi, e che ha accompagnato una generazione, soprattutto una generazione di alunni che, devo dire, io sono rimasto sempre stupito nel capire quanto erano legati con lui. E questi alunni lo hanno accompagnato sino agli ultimi momenti della sua vita, perché si sono interessati, sono venuti, hanno cercato in qualsiasi modo di essergli vicini e nello stesso modo praticamente ci hanno partecipato da sempre con iniziative ricorrenti con lui, insomma attività, incontri, e papà andava a disseminare sempre loro quei famosi messaggi che ha lasciato per iscritto nelle sue pubblicazioni. Questi alunni, questi affetti, i nipoti che lui ha definito in una sua pubblicazione i preziosi del suo comodino, sono i preziosi a cui lui si è sempre rivolto per lasciare quei valori e quei contenuti che hanno un'importanza fondamentale. Ma questo memorial è nato soprattutto perché papà negli ultimi anni della sua vita mi ha lasciato anche una sorta di testamento spirituale, una sorta di messaggio, nel cercare di farmi capire che era importante per tutti, come lo ha fatto fosse lui, cercare di mettere qualcosa di proprio a disposizione degli altri, in particolar modo per cercare di diffondere cultura, una cultura che non passa attraverso quelle linee immaginarie o quantomeno circoscritte della poesia riconosciuta a livelli o a vertici elevati, ma che deve transitare sicuramente attraverso la passione che dentro di ognuno di noi fa sì che si venga ad esternare un qualcosa che poi alla fine debba essere utile per gli altri. E praticamente non potevo far altro che trarre le sue conclusioni, che chiaramente ha dato nel suo libro che ha regalato ai suoi amati custonacesi, proprio per cercare di, in questi luoghi, trasmettere questo suo messaggio. Molti di voi hanno avuto questo libro, che è Mordighi di saggezza, che lui ha scritto e che ha destinato, che ha rivolto, che ha donato ai suoi cittadini con le sue semplici poesie, che lette in maniera disattenta forse non riescono a dare quel valore che chiaramente, ci dico, spulciando poi nei contenuti di ogni singolo verso, effettivamente poi in realtà ci sono. Ma io questa sera voglio concludere leggendovi solo alcuni passi di questa sua introduzione che papà ha destinato ai suoi concittadini e a questo libro. Come per un figlio è naturale amare la propria madre, così per ognuno è naturale amare la propria terra. Amici miei, rivolgendosi ai suoi concittadini custonacesi in particolar modo, colgo l'occasione per spronarvi ad onorare con il frutto del vostro sapere e del vostro lavoro il paese di Maria, che grazie a lei oggi viene onorato dal titolo di città mariana. Ho preferito dedicare a voi questa raccolta in dialetto siciliano perché il dialetto è il mezzo linguistico con il quale si tramandano i dati culturali di base, per ricordare le nostre origini, da cui siamo venuti ed in cui siamo ancora immersi, ed è testimonianza vissuta dell'identità di un'intera comunità. Il dialetto è pertanto la rappresentazione autentica del complesso di esperienze esistenziali e sociali del popolo che lavora e produce. Attraverso la mia poesia e i miei messaggi spero di coinvolgere i giovani, i miei concittadini, nell'impegnarsi in un'attività culturale intensa rivolta ad esplorare il patrimonio naturale e culturale del nostro paese, un mondo pressoché sconosciuto a tanti, non privo di contraddizioni, ma soprattutto ricco di valori umani, nel quale l'individuo, con i suoi pregi e i suoi difetti, sia espressione di persona e non di numero. È un invito alla speranza nell'impegno per quanti con realistica consapevolezza e solida disponibilità operano per il riscatto ed il riconoscimento di questa terra ricca di tradizioni, di culture e di ricchezze naturali. I miei messaggi sono rivolti a stimolare i giovani a riscoprire il messaggio di Cristo e di testimoniarlo a testa alta in questa società malata, in declino morale e spirituale, che ha bisogno di riscattarsi, di vedere incarnati il modello di vita, i valori vissuti per cui vale la pena vivere. Credo che nel mio paese ce ne saranno altri di questi artisti che temono di mettere alla luce le loro opere e il loro impegno, coraggio. Mi rivolgo a voi che dal marmo estraete con gioia la ricchezza del paese, anche a voi contadini, artigiani ed impiegati. Ognuno di voi sente il dovere di onorare il proprio paese dando il meglio di sé
in ciò che sa fare, restandone fiero, anche se magari non mancheranno quelle critiche che bene però siano assolutamente costruttive. Papà conclude con viva Custonaci, vogliatevi bene. Grazie. Grazie Antonio, e se mi posso permettere, è proprio sulla scia di quanto tu hai detto, è da Mugiti di Saggizza che è stata tratta la tematica unica che ha accomunato un po' tutte le espressioni artistiche che hanno concorso per questo memorial: l'Umari, l'Ipeggi, l'Amuri, l'Usapiri. Non c'è bisogno che io traduca perché siamo qua tutti siciliani, e comunque il mare, le pietre, l'amore e l'Usapiri. Mi piace lasciarlo così, questo sale che si fa cultura, che diventa il nostro pane quotidiano. A questo punto, quindi, noi siamo quindi i destinatari di questo messaggio che Antonio ha letto, e aggiungo siamo anche i depositari. I depositari lo dobbiamo difendere, e dobbiamo ognuno nel nostro piccolo, l'artigiano nel suo mondo, l'agricoltore nel suo mondo, il cavatore nel suo mondo, noi insegnanti nel nostro mondo, ecco, fare in modo che scaturiscono sempre elementi positivi e che la positività veramente trionfi sulla chiacchiera sterile, su queste chiacchiere sterili che si possono fare ai margini di un bar, in piazza e così via. Quindi siamo tutti coinvolti a far emergere quella positività che comunque penso che dentro ognuno di noi c'è. Adesso chiamerei il professore Antonio Tobia per un altro momento di riflessione sulla vita del nostro maestro. Io ringrazio l'organizzazione, in modo particolare il dottor Antonio Ruggiero, perché già altre volte mi ha invitato a dire delle parole profondamente da me sentite riguardo al grande maestro Vito Ruggiero. Avere conosciuto il maestro per me è stato un momento di arricchimento soprattutto morale, spirituale, umano. Forse perché nella sua persona intravedevo alcuni tratti caratteristici che mi ricordavano mio padre. Perché egli esprimeva paternità, una paternità non verso il singolo soggetto, ma una paternità verso l'umanità intera. Era padre nostro, nel senso vero del termine, perché per tutti aveva una parola di bontà, di amore, una carezza che rimaneva nell'anima. E quindi parlare di Vito Ruggiero è per me sempre un momento di grande commozione, devo riconoscerlo. Devo riconoscerlo anche perché si stabiliva una certa sintonia culturale con lui, soprattutto attraverso la poesia, attraverso il suo enunciato poetico, ma anche attraverso la pittura di cui mi ha fatto più volte gradito omaggio e che io espongo nelle mie pareti, quindi a casa mia e nella prima e nella seconda casa non posso ogni giorno non ricordare l'immagine delicata ma allo stesso tempo forte, possente, efficace nella parola di Vito Ruggiero. Ricordo la veemenza oltre che la dolcezza dell'uomo, la veemenza quando doveva denigrare, quando doveva accusare la violenza che nel mondo impera. Il suo in fondo è stato sempre un magistero, è nato maestro ed è stato maestro fino all'ultimo giorno della sua vita, un maestro che appunto trascende il semplice insegnamento elementare ma che va al di là, il maestro con la M maiuscola, maestro che ha saputo incidere un messaggio profondo in tanti suoi alunni. Io mi meravigliavo come il dottore Antonio Ruggiero della presenza, non sono stato suo alunno, ma vedevo che il maestro Ruggiero era sempre, ogni volta circondato dall'affetto, dall'applauso, dall'abbraccio dei suoi tanti alunni che ormai
erano diventati professionisti, uomini impegnati nella vita civile e sociale. Ebbene, se vogliamo concludere con un semplice ricordo, voglio dire che il messaggio di Vito Ruggierello è un messaggio che si fonda su delle antitesi, l'amore contro l'odio per esempio, il progresso contro lo sviluppo caotico e disordinato, la semplicità intensa della sua poesia contro ogni lenocinio tardoromantico, il suo attaccamento alla vita che ti dava sempre la possibilità di sperare anche nei momenti più difficili. E per dare un accenno, anche alla sua pittura, vorrei far notare a chi conosce e la poesia e la pittura di Vito Ruggierello come nella pittura egli abbia privilegiato la monocromia, mentre nella poesia prevale la policromia della vita. Grazie. Un altro degli ospiti questa sera, che tra l'altro è uno dei poeti partecipanti al concorso di poesia, è il nostro poeta Giuseppe Morfino Piccione, che tra l'altro è reduce l'anno scorso dalla pubblicazione del suo primo libro di lirica intitolato Statere la Mezzita, pubblicato dall'associazione Io. Quest'oggi è qui anche in veste di ospite e di persona che giustamente ha convissuto parecchio tempo a fianco del maestro, e quindi può raccontarci qualcosa del maestro Vito Ruggierello. Buonasera. Io del maestro Ruggierello posso dire tante cose perché era un mio parente, andavamo poi in giro a fare dei reciti, ai concorsi, ci spostavamo spesso a destra e a sinistra, malgrado la sua età era sempre a Zillo, una persona veramente squisita. Posso raccontare un episodio. Certamente. Lui veniva a Cornino di Custonaci perché era custonacese e c'aveva proprio la casa che ci batteva il mare. Allora un giorno io arrivo a Cornino da lui e le sedie erano tutte occupate perché c'erano tutti i ciaramiri, le tegole, i nostri ciaramiri tutti sistemate, tutte dipinte, e perciò non potevamo sederci perché le sedie erano occupate. Certo. Allora noi ci siamo appoggiati al muretto perché lui aspettava i suoi alunni che venivano da lontano, perché ogni anno venivano a trovarlo e facevano festa, pranzavano assieme. Allora rimasti senza sede ci siamo appoggiati al muretto, così con i gomiti, e spanniamo sciato allo mare, ricogliamo versi e li stinniamo allo sole. Quindi una perla di poesia dal nostro davanti il mare e a fianco c'avevamo Cofano a 700-800 metri, che lui amava moltissimo, ha scritto anche una poesia su Cofano, il nostro maestro. Quindi, cioè io ringrazio sempre il maestro. Quindi un ringraziamento anche dal poeta Morfino alla memoria del maestro, che sicuramente è qui con noi questa sera, che ci guarda da lassù. Ringraziamo il poeta Morfino Piccione e gli auguriamo in bocca al lupo per la gara poetica. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie Antonio di aver organizzato questa bellissima manifestazione. Io quando sono arrivato ho visto questo scenario, queste cose, ma grazie perché festeggiamo un grande di Custonaci, il maestro Vito Ruggierello. Io dico festeggiamo perché ci lascia tante cose. Hai letto quel libro, ma manca qualche cosa, cioè in cui si rivolge ai contadini, ai cavatori, si deve rivolgere anche agli amministratori pubblici. Ci siamo? Perché il sole era bene a questa terra, l'ha trasmesso anche a noi, ma grazie a lui la vogliamo ancora di più, noi vogliamo più bene a questa terra e quindi dobbiamo essere onesti ad amministrare questa terra. Io sono orgoglioso e fiero che il maestro Vito Ruggierello sia nato in questa terra e ha diffuso, si è fatto portatore, messaggio e portatore di valori di questa nostra Custonaci. Grazie Antonio per tutto quello che stai facendo e spero che ogni anno si ripete, perché ricordare questa persona è sempre un momento bellissimo per tutti i custonacesi e non, perché al di là del voler bene questa terra amava tutto questo territorio del lago di vicino. Io sono mancato un po' di anni da Custonaci
ma quelle volte che ci siamo incontrati aveva la parola giusta al momento giusto per tutte le persone, in particolare per i custonacesi. Grazie e buona continuazione. Un altro degli ospiti concorrenti questa sera qui a Custonaci è Giuseppe Voltaggio, un altro poeta di fama provinciale se non nazionale, dato che ha vinto tantissimi concorsi anche a livello nazionale con le sue liriche, qui con noi per parlarci un attimino anche lui del ricordo che ha del maestro Vito Ruggirello. Beh, il maestro Vito Ruggirello lo ricordo come una persona assolutamente umile, che ha sempre dato al mondo della cultura senza chiedere mai nulla. Quando parlo di cultura non parlo solo di poesia, ma parlo di arte in genere e tutto quello che lui sapeva fare, anche lezioni di vita in quanto è stato maestro. Io ho avuto la possibilità di presentarlo in alcune manifestazioni, recital poetici piuttosto che concorsi, e ho sempre apprezzato la grande modestia e il modo di presentarsi sempre con grande educazione in punta di piedi, curando sempre l'aspetto e il decoro, tutte quelle cose che purtroppo oggi sono scomparse. Quindi credo un personaggio da prendere assolutamente ad esempio, una persona gradevolissima, che sicuramente non per motivi banali o per circostanza, ma farà la storia del mondo culturale, soprattutto qui a Custonaci nello specifico. Certamente. Quindi il nostro amico Giuseppe Voltaggio, che tra l'altro poco tempo fa ha presentato il suo ultimo lavoro cartaceo, il suo ultimo libro che si intitolava Le ingiurie di Buseto, appunto è pubblicato sempre dall'associazione IO, quindi che potete trovare sempre nell'ambito dell'associazione. Ringraziamo il nostro amico Giuseppe Voltaggio, che sicuramente in futuro avremo ospite nell'angolo del poeta per parlare un po' in maniera più approfondita del suo lavoro, delle sue liriche, della sua arte. Grazie. Inviterei il professore Giuseppe Ingardia a venire per un momento di riflessione sul nostro sempre maestro. Sì, grazie, buonasera a tutti. Un momento di commozione direi, per il quale ovviamente vanno ringraziati tutti coloro che hanno dato quello che potevano, il loro contributo. Io, visto che è un po' il mio settore, ringrazio particolarmente i poeti che con grandissima sensibilità sono stati con noi l'altra sera e lo sono ancora questa sera. Però siccome di fronte al maestro Vito Ruggirello non si può sbagliare, allora io brevemente ho annotato 2 citazioni che vado a leggere. Le cronache letterarie di quest'estate hanno ricordato il racconto di Erodoto sul salvataggio nell'aperto mare di Sicilia del poeta Citaredo Greco Arione da parte di un delfino, dopo che i traghettatori lo avevano buttato in acqua impadronendosi delle sue ricchezze. Nel modesto panorama culturale di questi tempi, sicuramente nessun delfino penserebbe di salvare un artista caduto in mare dal suo yacht, magari gli darebbe il classico colpo in testa per evitarne la sopravvivenza. Le cronache letterarie hanno ricordato anche il poeta giapponese Toje Sankishi, morto a 36 anni ad Hiroshima. Dalla sua esperienza diretta sull'olocausto nucleare, i suoi versi che scuotono le coscienze conciliano con la vita e con la pace. Noi con questo memorial a Vito Ruggirello, fortemente voluto dal figliolo Antonio, vogliamo nutrire la speranza che anche un umile figlio di questo territorio, poeta, pittore, naturalista sensibilissimo, religioso, dalle grandi virtù morali e civili, possa lasciare segno soprattutto nelle coscienze e nel modo di spendere la propria vita da parte delle future generazioni. Da questa speranza, sull'onda ancora viva delle Olimpiadi di Londra, con il tedoforo in prima pagina ad accendere la fiaccola olimpica della sportività, della pace e della unione dei popoli, dell'abbattimento di ogni sorta di barriera, è nato questa sera quello che penso sia una corale, un canto che tutti stiamo interpretando, un canto per un tedoforo poeta, un elimo poeta vate, Ruggirello. Grazie per le sue parole. Andrea Poma, presidente dell'Associazione Culturale Maria Santissima di Custonaci, Civitas Marie. A te la parola, Presidente. Grazie, buonasera a tutti, felicissimo questa sera di rappresentare la nostra associazione, porto un saluto e in questi ultimi anni, come di consueto,
in questo nostro cartellone ci è venuto molto spontaneo quando Antonio Ruggiero ci ha proposto questo memorial a suo papà, e si sta svolgendo in migliore dei modi. Il maestro, si vede che qui in mezzo a noi, io ho avuto modo di fare lunghe chiacchierate, vi garantisco che era una persona di grande cultura, e come questa sera che lo stiamo ricordando nei migliori dei modi. E colgo l'occasione perché dopo tanti sforzi, perché si sta creando di nuovo l'evento Custonaci, in questi giorni già si comincia a respirare l'aria della nostra festività alla nostra madre, e concludo ringraziando Antonio perché ci ha dato questa opportunità in questa meravigliosa serata, che con una cornice splendida, che assieme al santuario, Calabucuto e Cofano sono l'orgoglio di noi custonacesi. E ringrazio tutti coloro che in questo momento si stanno adoperando e stanno sostenendo questo evento che stiamo aspettando, e grazie a tutti e buonasera. Un altro volto noto della cultura siciliana, qui il nostro amico Alberto Criscenti, responsabile culturale dell'associazione IO, poeta, fine poeta sia in lingua italiana sia nella lingua siciliana, che tanto si batte per promuovere e per rendere sempre viva con il suo lavoro tramite appunto l'Allas IO, che sicuramente è una fucina di talenti culturali. Alberto, un tuo ricordo sul maestro Vito Ruggiero? Sì, io l'ho conosciuto nella metà degli anni '80, in quanto facevamo parte entrambi del gruppo poetico San Michele, ma poi ci siamo incontrati successivamente in tante altre occasioni, soprattutto quando io ho organizzato i raduni poetici, anche i concorsi dell'Endas. Io con Vito Ruggiero avevo un ottimo rapporto, nonostante lui fosse molto più grande di me di età, gli davo del tu perché pretendeva che io le dessi del tu. Un grande personaggio, un grande poeta e un grande pittore e un grande amico.
quindi una persona molto umile, veramente, sicuramente doveva essere una persona gradevole da avere accanto nei momenti di relax e nei momenti anche di cultura. Ringraziamo il nostro amico Alberto, che sicuramente avremo più avanti ospite, parleremo del suo libro Disincanti, pubblicato appunto dalla... Inviterei il dottor Fabrizio Fonte per un ricordo del poeta e pittore naturalista. Signore e signori, grazie a tutti. Mi verrebbe da dire che il connubio del maestro Ruggiero con la nostra Madonna c'è stato in vita e c'è anche dopo, soprattutto per chi ci crede, perché l'immagine che diceva Maria Giovanna all'inizio del maestro Ruggiero, accompagnato purtroppo ormai alla fine sulla sedia a rotelle dal nipote, è fermo anche nella mia mente e soprattutto nel mio cuore, ed era una contemplazione mista tra il pianto appunto e la preghiera, forse una comunicazione che già era in corso fin da allora. È evidente che se è legato alla sua Madonna, certamente è legato alla festa della Madonna, e quindi, perché il maestro Ruggiero per oltre 30 anni realizzò, come dicevo l'altra volta all'atto del premio di poesia, i carri allegorici sulla scia delle tradizioni vicine che abbiamo voluto riprendere quest'anno con l'associazione, proprio negli anni in cui non si realizzavano i personaggi, che è quella delle invenzioni, che sta prendendo piede perché parecchie persone si sono già iscritte, e quindi quest'anno porteremo questa novità. Io sarò brevissimo e quindi vado subito alle conclusioni. Il maestro Ruggiero ovviamente era un uomo che ha frequentato in maniera forte e sentita la Chiesa, e i padri del deserto, poi questo passaggio l'ha ripreso anche il professore Torbia, Umberto Eco nel nome della Rosa, dicevano che i nani per vedere oltre l'orizzonte devono sedersi sulle spalle dei giganti. Io credo che stasera tutti noi siamo seduti sulle spalle di un grande gigante che è il maestro Ruggiero. Grazie a tutti. Un altro ospite di questa sera, che tra l'altro è stato in veste di moderatore nella prima serata di questo memorial dedicato a Vito Ruggiero, è Fabrizio Fonte, giornalista, scrittore, che è fresco di stampa col suo libro La Grande Erice, e tra l'altro collabora anche col nostro bimestrale Epoca Nostra, e lo abbiamo qui con noi sempre per un ricordo del maestro Vito Ruggiero. Sì, appunto una sera importante in questo trittico, diciamo, del memorial. Questa è la sera conclusiva e credo che lo scenario della nostra piazza, del nostro santuario, a cui il maestro Ruggiero era particolarmente legato al luogo e devoto alla nostra Madre Celeste, fa sì che credo che sarà una serata del tutto speciale per il mondo della poesia, per il mondo della pittura, per il mondo della cultura in genere, perché è chiaro che dobbiamo in ogni caso portare avanti questo testimone che il maestro ci ha lasciato, che è appunto quello dell'impegno con una passione civile importante dal punto di vista dell'arte. Ok, ringraziamo il nostro amico Fabrizio Fonte, gli facciamo un in bocca al lupo per i suoi lavori sia giornalistici sia librari. Grazie mille. Di Maurilio Savona, che ci farà ascoltare con una recitazione alcune poesie del nostro maestro Vito Ruggiero. Quindi inviterei Maurilio Savona. Ecco. Come fare? Buonasera, mi vedete? Sì? Allora, come prima poesia del maestro Vito Ruggiero vorrei leggere Amore di paesi, in cui egli descrive in modo toccante l'amore per Custonaci, la sua terra, che ha arricchito tante terre col suo marmo pregiatissimo e col prezioso sudore dei suoi figli emigrati, tra cui il nostro caro maestro. Amore di paesi. Io pazzo sogno dei miei paesi e la bagnasse sempre sciate sciate, o mi scantasse sanche pisi pisi, intorno a mia chiuvissero risate. Idra mi feci, cari rette luci, mi tenne in bene, mi rette aria pura, lo latte me lo rette luci luci, lo cuore senza scanti né paura. Figlio c'è sogno e lo posso rire e me ne vanto pure a bel cuore. Spero di darci rossa a custodire quando lo corpo mio si ferma e muore. Una pena sola hai un talume core, chi mai piccia può ti travagliare, il tare di solura do me core e farli da sua mano asciugare.
Se fossi la mia mente allosciata, cantassi un poema a Custonaci, ma essendo fiacca e malandata, canto ste soli versi a cui ci piace. Io amo Custonaci e paesani, lo Monticofano e lo Beggiumani, lo grande tempio dei cristiani, lo bel vedere che mi fan cantare. O paesano, che partista eri e tennisti fuori a travagliare, tene ogni giorno vivo lo pensieri, per la tua madre terra non scordare. Bene a trovare le vecchie strade, onde di picciotteggio tu passasti, io canno alle sciappette, alle soldate, con la mecuzzi toi che calassasti. Grazie. Le stelle cadenti, oggi ci sei, domani non più, in questo lembo di terra dove tu hai posto la tua dimora. Con gli occhi chiusi, il corpo irrigidito, ti affidi alla madre terra. Presto marcisci, diventi polvere, la tua superbia così finisce. Ma su nel cielo splende una stella, è la tua anima, è brutta o bella, se hai operato nella tua vita con gioia, amore e un po' di bene, questa in alto bella risplende, senza soffrire dolori e pene. Se cattiveria hai seminato, sempre irrequieta nel cielo a scivolare, la tua stella va condannata. Guardo nel cielo, vedo le stelle, ce ne sono molte, ce ne sono belle, nel cielo blu stanno a brillare, ma tante altre, è evidente, vanno qua e là a scivolare. Sono anime in pena, le stelle cadenti. Vorrei concludere con Ave Maria, una poesia che il maestro Ruggiero, come avete ben capito, dedica alla nostra mamma celeste, che in questo sacro luogo ha le dolcissime sembianze dell'antichissimo e famosissimo dipinto della Madonna di Custonaci, il cui autore è, come afferma un'antichissima tradizione, tramandata da padre in figlio, e come affermano anche altri autorevoli autori e critici, niente meno che San Luca Evangelista. E quindi recito questa poesia del maestro dedicata alla Madonna di Custonaci, che noi, suoi figli, festosi, festaiole e festanti, festeggiamo festosamente con questo festoso festeggiamento, per festeggiarla con festosa festosità nella festività della sua festa. E quindi Ave Maria. A di occhioni, stanno avanti a Dio, l'occhi vusai ringia che ti toi, Maria. Lo cuore mio di lirizza sinch'io, sentendomi vicina madre come Dio. Come tu ci stare con Tia, priannoti matuzza, madre mia. A camminare con fede in questo mondo che vivo, forasciata e senza Dio. Aiutami a rispettare le leggi dammi aiuto, forza, coraggio, a ringraziare tuo figlio redentore, che dalla croce lavò i miei errori. Ti prego, madre, chiama i figli tuoi, sia che tu buoni come che tu tinti, perché stanno vicino a Tia, gore la pace e l'amore di Dio. Ti ringrazio sempre, madre mia, aiutami a stare sempre vicino a Tia. La seconda parte della serata è colei che ha vagliato, selezionato, giudicato e aggiudicato i premi è proprio la giuria che è qui seduta davanti e che adesso è venuto il momento di presentare proprio uno per uno. Partiamo dal dottor Antonio Ruggiero, presidente appunto della giuria, ideatore di questo memorial dedicato al suo caro, mi piace chiamarlo papà. È la volta del professore Antonino Tobia, docente e ricercatore di lettere classiche, saggista, attuale presidente della Libera Università di Trapani, Tito Marrone. Al professore Tobia ci siamo visti anche in altre situazioni analoghe. Professore Salvatore Mugno,
docente di discipline giuridiche ed economiche, giornalista, pubblicista, scrive sulla Sicilia di Catania, profilo scrittore di romanzi, prolifico scrittore di romanzi, saggi e monografia di natura letteraria. Professoressa, l'applauso, sì. Professoressa Silvia Guaiana, direttrice Accademia Kandinski di Trapani, poetessa e pittrice. Arturo Satina, fotoreporter, presente su riviste nazionali, al suo attivo diverse mostre personali e collettive, direttore artistico di Trapani in Foto. Vito Criscenti Dovital, pittore e direttore artistico impegnato in significative mostre ed estemporanee di pittura in provincia, responsabile del settore artistico alla Show di Buseto, non so se l'ho pronunciato bene. Professore Giuseppe Ingardia, giornalista, pubblicista, scrittore e poeta, direttore responsabile periodico di cultura e informazione Epoca Nostra. Abbiamo il giovanissimo Vito Davide Messina Panfalone, Associazione Socio-Culturale Maria Santissima di Custonaci, Civitas Marie, coautore del libro Dentro e fuori la montagna, itinerari carsici e speleologici del territorio di Custonaci e delle pubblicazioni Omini in Cava, Fiureggi, Custonaci negli anni, segretario della giuria. Poi abbiamo il signor Vito Tresca, assessore alla cultura del comune di Custonaci. E dulcis in fundo abbiamo l'architetto Arianna Maggio, coordinatrice delle attività afferenti alla valutazione della giuria. Come abbiamo potuto vedere, l'applauso grazie per questo spontaneo applauso, è una giuria di tutto rispetto che spazia proprio dalle lettere umanistiche alla pittura, alla fotografia, all'arte in genere. Gianfranca, adesso entriamo proprio nel cuore della premiazione. Antonio, ecco. Scusate, io brevemente solamente dei ringraziamenti, forse dimenticherò qualcuno come al solito perché sono un futuro candidato dell'Alzheimer, ma io un ringraziamento mi sento di farlo in maniera doverosa, intanto nei confronti di Davide Panfalone che in questi ultimi 15 giorni è stato al mio fianco giorno e notte per preparare questa piccola, manifestazione. Devo ringraziare Cave di Cofano che come sempre ci ha messo l'anima per realizzare allestimenti, per mettersi a disposizione, con quel poco che chiaramente ci ha sempre richiesto. Devo ringraziare tutti i ragazzi che mi hanno collaborato anche di sera, a tarda sera per fare i montaggi, video e così via. Devo ringraziare soprattutto chi arriva da Palermo, da fuori provincia per ritirare un premio anche simbolico, ma che ha voluto con noi condividere questa bella serata. E devo dire, non piglierò più la parola, però che questa sera sia un messaggio che arrivi al cuore di questa nostra cittadina di Custonaci per dire che la cultura sta alla base e senza cultura non si va da nessuna parte. Grazie. Grazie Antonio per questa ulteriore sollecitazione e puntualizzazione. Allora, Gianfranca, partiamo subito e partiamo proprio con il premio di poesia Elimo Poeta Vate. Due paroline giusto perché il pubblico sappia come si è articolato questo premio. Nelle serate precedenti, appunto il lunedì sera se non erro, poeti e poetesse si sono appunto cimentati nella recitazione, è il caso di dirlo, di poesie, e questo premio prevede proprio due settori: il settore della produzione in lingua letteraria italiana e la produzione in lingua siciliana, perché proprio di una vera e propria lingua si parla. D'altra parte è ancora fresca di inchiostro una legge regionale, sai, che prevede l'ingresso nelle scuole proprio della cultura siciliana, e affinché non sia proprio titizzata più di quanto già non lo sia, non è un'ora di siciliano ma è proprio la cultura siciliana che penetra e si fa humus di un po' di tutte le discipline, perché noi, come dicevi tu Gianfranca dall'alto di questa scalinata, abbiamo veramente materia umana e intelligenze che
si sono distinti un po' in tutti i settori. Ma ritorniamo quindi alla nostra serata e alla nostra premiazione. Quindi il premio quindi prevede 2 premiati, uno per appunto la lingua italiana e una per la produzione in siciliano. E partiamo proprio con il premio assegnato per la poesia in lingua italiana. La giuria lo assegna al poeta Alberto Barbata e consegna il premio il professore Antonio Tobia. Diamo qualche notizia sull'autore di questa poesia. Barbata Alberto da sempre, dicevo proprio, ho avuto il piacere di conoscerlo, da sempre bibliotecario della Biblioteca Comunale di Paceco, che è ricca veramente di testi interessantissimi che spaziano dalla cultura umanistica a quella proprio anche scientifica. Lui l'ha tenuta egregiamente, si è distinto, è anche un prezioso storico, depositario delle conoscenze in vari settori della cultura cittadina e non solo, autore di grande spessore e anche di tante pubblicazioni storiche e poetiche dal linguaggio colto e raffinato, per le quali proprio ha ottenuto parecchi riconoscimenti. Mi piace leggere proprio in maniera pedissequa la motivazione con la quale già di per sé è un'opera d'arte la motivazione. Ve la leggo proprio pedissequamente. I versi di Alberto Barbata, pur nella drammatica declinazione dell'esistenza, esprimono un indefettibile amore per questa distesa di terra elima, bagnata dal sudore di un lavoro secolare e intrisa del sangue di chi le ha dato la vita. L'enunciato comunicativo, sempre efficace e realistico, presenta echi montaliani che sanno di salsedine, di sabbia dorata e di sole accecante. Il messaggio, legato alla nostalgia di un viaggio per lungo tratto percorso, indica pur sempre un cammino da percorrere ancora verso la speranza. Bellissimo, è veramente bello. Onore al professore Tobia che ha ideato questo messaggio e che proprio percepisce, ce lo fa percepire nella poesia che poi da lì a poco darò la possibilità. E ringrazio per l'onore ricevuto e mi dà un conforto in un'epoca così difficile come quella di oggi. E leggendo la targa Memorial di Vito Ruggiero, io non ho conosciuto Vito Ruggiero ed è una lacuna che non mi perdono, perché comprendo come questa comunità costunacese, che io ho conosciuto tramite il Dino Grammatico e tanti altri amici, Vice Vito Pesca, che è stato mio compagno di scuola, tante altre persone, e questo personaggio sicuramente è stato incisivo nella società di Custonaci. E se tutti avessero un figlio come Antonio Ruggiero, che io mi permetto di omaggiare inchinandomi, perché significa questo, che oggi una società omologante e soprattutto una società velocissima come quella dei mass media, la memoria è l'unica cosa che ci può salvare. E questa memoria che noi tramandiamo per proiettarci nel futuro è quella che abbiamo questa sera, omaggiando Vito Ruggiero, il nostro maestro. Grazie. Bravo a te. Grazie, sento di condividere pienamente. Il professore Tobia consegna questo primo premio per la poesia in lingua letteraria italiana. Bene. Anch'io naturalmente faccio i complimenti al poeta Antonino Barone, che è riuscito a portarsi a casa il primo premio nel settore lingua italiana, ma io voglio premiare adesso il poeta che si è distinto particolarmente nel settore lingua siciliana. Consegna il premio il professore Giuseppe Ingardia e il vincitore è Antonino Barone. È un poeta trapanese, si occupa tantissimo dei misteri, è un console dei misteri, e questo l'ha portato anche a comporre qualche cosa di
di attinente a questa grande festa trapanese. E la composizione con la quale ha vinto questo premio si intitola Ora che tante cose su cangiati e testimonia l'ulteriore maturazione di un autore che scava nell'intimo dei più grandi affetti familiari cementati grazie ai figlioli. Infatti non c'è nulla di più bello per un padre che sentirsi dire quella frase "ciao papino mio", che me la ricordo lunedì dai versi che ha declamato. E allora il professore Giuseppe Ingardia consegna il premio nel settore lingua siciliana al poeta Antonino Barone. Complimenti. Sto tremando come una foglia, sono veramente onorato di ricevere questo premio, il mio ringraziamento va alla giuria. La cosa più importante, il premio fa sempre piacere, però la cosa più importante è che penso accomuni tutti i partecipanti a questa kermesse organizzata veramente alla grande, e il ricordo del maestro Ruggiero. Noi tutti siamo qui solo ed esclusivamente per lui. Grazie. Grazie a questo poeta. E continuiamo ancora, sempre all'interno di questa rassegna, e la giuria ha ritenuto opportuno esprimere una menzione speciale per il poeta Giuseppe Vultaggio. Consegna il premio il sindaco di Custonaci. Giuseppe Vultaggio, un poeta e artista dell'Agrevicino che si spende nel quotidiano per trasmettere con i suoi versi e altre attività artistiche anche alle nuove generazioni i sentimenti e i più alti valori della vita. Siamo proprio in sintonia con i valori e i sentimenti che hanno nutrito, permeato la vita del nostro maestro Ruggiero. Sindaco di Custonaci consegna questa carta. L'ho visto molto stupito il nostro poeta non appena è stato fatto il suo nome, ma invece evidentemente le sue poesie sono molto piaciute anche a me. E adesso li nominiamo tutti. Il poeta Gino Adamo, però ecco, dovrebbero venire anche velocemente, se si può, il più velocemente possibile, acceleriamo il più possibile. Mattia Badalucco, Antonella Barone, Adele Catalano, Piera De Micheli, Antonello Frattagli, Liliana Patti, Mariella Peraino, Beatrice Torrente, Gisella Toscano. Ci sono quasi tutti. Avvicinarsi, sì. Ecco. Sì, adesso ora ripetiamo noi i nomi. Allora, Alberto Barbata ha già ricevuto mi dicono di stringere se vogliamo fare qualche fotografia dove possiamo entrarci tutti. Certamente Alberto Barbata ha già ricevuto il primo premio. E allora Gino Adamo, me lo ricordo, l'ha già ricevuto. Allora, la signora Liliana Patti, ecco. Complimenti. Dunque, vediamo se mi ricordo. Mariella Peraino. No, non mi ricordo male. Badalucco, sì, Mattia Badalucco, ecco, mi ricordo, Mattia Badalucco. Ecco, il professore sta premiando. Gisella Toscano, me lo ricordo. La poetessa Gisella Toscano. De Micheli Piera, sì, Piera De Micheli. Ecco qualcuno che c'era lunedì, adesso non c'è. Sì, purtroppo Mariella Peraino ero qui fino a poco fa, ma noi ecco, la stiamo tirando per le lunghe, allora è dovuta andare via. E allora Mariella Peraino glielo diamo, lo consegniamo, sì, lo consegniamo. E anche Adele Catalano io non la vedo qua questa sera, mentre lunedì c'è il marito, ecco, perfetto, Adele Catalano e Antonello Frattagli, eccolo là. E allora abbiamo finito, complimenti a voi tutti, ecco io mi metto qua al centro, facciamo una foto, complimenti a voi tutti. Professore. Scusate un attimo,
Grazie, la stessa cosa adesso faremo con i poeti che si sono cimentati nella lingua siciliana. Io andrò appunto a chiamare velocemente i poeti Vincenzo Adamo, Dino Altese, Giuseppe Cartella, Alberto Criscenti, Giovanni Marino, Giuseppe Piccione Morfino, Vito Poma, Marco Scalabrino, Sebastiano Vassallo, e consegna a tutti quanti il premio l'architetto Arianna Maggio. Stanno venendo a passo veloce, sostenuto. E allora, abbiamo detto Vincenzo Adamo. Il primo è il signor Criscenti. Dino Altese, Giuseppe Cartella, non c'è? Non c'era neanche lui. Ah, va bene. Giovanni Marino, Giuseppe Piccione Morfino, ce l'abbiamo qui. Vito Poma, non c'è, non c'è. Marco Scalabrino, c'era perché io l'ho visto. C'era, solo che non ci sta raggiungendo. Appunto avremo modo di consegnare. È stata una serata molto emozionante questa di Custonaci, dedicata al maestro Vito Ruggirello, quindi speriamo che questo video sia stato gradito a voi telespettatori di Epoca Nostra Channel e che vi abbia dato un'idea delle emozioni che si sono vissute qui proprio davanti il santuario della Madonna di Custonaci. Il vostro Alessandro Mampinella vi dà l'appuntamento ai prossimi incontri con gli eventi di Epoca Nostra Channel. Vi saluta tutti quanti, non prima di avervi ricordato il nostro sito internet epocanostra.it e il sito internet della Edizioni Drepanum www.edizionidrepanum.it, dove potete trovare anche una vetrina di libri online da poter acquistare e dove potete trovare anche i contatti per stampare perché no il vostro libro tramite appunto Edizioni Drepanum. Buona serata.